Buongiorno, buon lunedì, primo giorno di settembre. Vi accompagniamo in questo inizio di settimana e di nuovo mese per raccontarvi come sempre puntualmente i fatti più importanti della giornata dalle nostre province con i nostri inviati. Avremo naturalmente la cronaca, torneremo alla maxi rissa di sabato notte a Borso del Grappa, vi racconteremo purtroppo dell'ennesima vittima sulle strade della Marca, dell'avvio del primo semestre filtro per quanto riguarda la facoltà di medicina, ma poi c'è una vicenda tutta trevigiana che ci porta a cavallo tra Trevignano e Montebelluna. Due medici di base, il cambio di due medici di base come spesso accade, i pazienti devono devono naturalmente iscriversi per il nuovo medico di base, ma è caos, la possibilità di fare il cambio online non funziona e dunque da stanotte migliaia di pazienti sono in fila, anche pazienti molto anziani. Ci racconta tutto in diretta nei dettagli il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo nell'androne dell'ospedale di Montebelluna e dietro le mie spalle c'è la coda degli utenti che stanno aspettando di cambiare il proprio medico di base. L'informativa è arrivata nei giorni scorsi, anzi all'inizio del mese, da parte dell'USL. Da oggi c'è il cambio del medico e quindi molti oggi si sono presentati per fare questo cambio. Qui a Montebelluna hanno trovato inizialmente un unico addetto allo sportello, poi sono diventati 4, adesso fanno un cambio, riescono a cambiare il medico circa 50 persone all'ora, però nel frattempo sono stati staccati oltre 300 biglietti, per cui stando che all'1 l'ufficio chiude, in molti si chiedono se ce la faranno oppure se dovranno tornare qui dopo una mattinata passata qui appunto in attesa del proprio numero. Ma è un problema che non c'è solo qui a Montebelluna, perché c'è il cambio di un medico che conta circa 1300 pazienti, ma anche a Falzelle di Trevignano, dove ce ne sono altrettanti che appunto devono cambiare medico, e lì la situazione addirittura era peggiore, perché non essendoci uno sportello dell'USL, due addette dell'unità sanitaria si sono presentate sostanzialmente nell'ufficio vicino al municipio, e in due si sono trovate a dover affrontare una coda di persone che, pensate, era lì sin dalla mezzanotte per riuscire ad accaparrarsi tra l'altro il posto, perché lì addirittura non c'era neanche il distributore dei numeri. Tutto fatto in autogestione a Falzè, con un signore che ha messo una serie di numeretti e tutti ordinatamente si sono presi il proprio, però la situazione di crisi continua. Perché questo? Per tutta una sommatoria di motivi. Il primo innanzitutto proprio per la gestione forse con poche persone addette di amministrativo, ma anche per il fatto che la parte online, cioè il fatto di poter entrare con lo SPID e scegliersi in maniera telematica il passaggio del medico, a quanto pare alla mezzanotte, allo scadere sostanzialmente, non ha funzionato fino circa alle 9 del mattino. Noi siamo arrivati, e qui devo ringraziare proprio i telespettatori, perché ci hanno chiamato direttamente i telespettatori, segno che la nostra emittente è nel territorio, ci hanno chiesto di andare a verificare com'è la situazione per poi ovviamente portarla al direttore generale, perché i disagi sono notevoli sia qui che a Trevignano, soprattutto persone anziane. A Trevignano abbiamo visto gente in carrozzina, abbiamo visto persone estremamente anziane e con problemi anche semplicemente per trovare da sedere. Qui ad esempio all'esterno c'è un'unica panchina e molti fino a qualche istante fa sostavano addirittura sulle fioriere. Tutto questo per raccontare un disagio che sicuramente si ripeterà anche domani, però per fare tutto, per raccontare meglio, vediamo insieme il contributo che abbiamo realizzato questa mattina intorno alle 8:30, 8:15, con i commenti e la spiegazione da parte di un consigliere comunale di Trevignano che era lì, dopodiché linea allo studio. Vergogna! È una vergogna! Che numero ha, signora? 247. Ce la fa oggi? Ma non so. No, andiamo a casa. Andiamo a casa. Che numero ha tutti? Che numero 166. E non ti spedi neanche te? E ne ha fatto 7, 8 da 8. Neanche 6, 7. Era quando viene, il pomeriggio? No, e se fuma sigaretta dopo viene.
Non so se ce la faremo. Lei è qua da quando? Speriamo. Io dalle 7 più o meno. E ha già visto tutta una coda? Sì, c'era gente qua comunque dalle 5, dalle 4. Questo è il sistema, diciamo. No, ma voglio dire, il sistema migliore, ma nel 2025 penso. Ma nel 2025 è possibile? Così è purtroppo. Perché c'è questa situazione? Allora, purtroppo il dottor Mini Massimo ha cessato l'attività con il 31 di agosto. Dal 1 di settembre 1800 pazienti sono rimasti senza medico. Ci è stata data notizia dall'anagrafe sanitaria che 1000 pazienti verranno assegnati alla dottoressa Sofia Artuso qui a Falzè di Trevignano e gli altri dovevano arrangiarsi. Le persone sono arrivate qui a mezzanotte, qualcuno ha dormito qua, hanno creato dei numeri improvvisati per dare la possibilità a tutti di rispettare la coda. In realtà siamo arrivati a più di 200 numeri e ogni persona ha anche 10 deleghe, i posti sono 1000. 800 persone rimarranno senza medico e a Montebelluna oggi c'è un cambio medico perché anche a Montebelluna il 31 ha cessato il medico in carico e quindi 2 operatori dello sportello dell'anagrafe sono qua, 2 a Montebelluna. Si poteva fare anche in via telematica, no, questo passaggio? Allora sì, magari io da mezzanotte ho messo la sveglia, ho provato, mi sono messa in collegamento anche con altre persone, altri familiari. All'inizio non si poteva entrare, poi dava errore e per tutta la notte non c'è possibilità. In questo momento alle 7.35 è stata caricata la dottoressa Artuso. Se una persona prova a scegliere la dottoressa Artuso come medico dà errore. Da quando sei che sei qua? Da quanto tempo? Da quando che sono qua? Dalle 7:30 ho preso il numero e sono ancora qui, è passato 2 ore e mezza e siamo in attesa che venga il mio turno, insomma, dai. È una vergogna, non dice anche gente che perde il lavoro per gli giovani, ma gli anziani 3 ore, 4, venire a casa a mezzogiorno e star qua in piedi 83 anni, scusa, non è giusto? Quanti biglietti qua? Ma ha preso il biglietto? Sì. Mi fa vedere che numero che ha? 2,67. È preso a che ora? 9. Quindi con 2,67 si va. Ecco qua. Qui almeno l'URSS ha dato i biglietti, perché a Falzè non andavano neanche quelli. Appunto, infatti mi sono visti via da Falzè per qui. Perché non c'ha neanche i biglietti? No, perché ne era un casino. Credevo che dar posto qua invece le compagne. Quanti anni ha? Indovina. Non lo so. 94. Ed è qua in piedi? Ed è qua in piedi? Sì? Ad aspettare il medico, no? No, il medico, aspettare i signori qua. Insomma, questa è la situazione che poi vi documenteremo per vedere anche gli sviluppi questa sera nell'edizione dei nostri telegiornali. Io ringrazio Lucio Zanato e restiamo nella Marca trevigiana, ma ci spostiamo per l'esattezza a Mogliano perché da stasera entrano in servizio la vigilanza privata alla quale il Comune si affida contro la mala movida. Ci racconta tutto il nostro Filippo Fois. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo di fronte al municipio in compagnia di sindaco e vice sindaco, quindi Davide Bortolato e Leonardo Muraro, che ringrazio. E partiamo prima, sindaco, parliamo un po' con l'assessore alla sicurezza, anche Muraro. Da stasera si comincia quali sono le regole di ingaggio, per così dire, di questo istituto di vigilanza privata? Un ulteriore tassello per la sicurezza della nostra città. Abbiamo voluto instaurare questo servizio di vigilanza privata, parte dalle 10 di sera fino alle 6 di mattina con una società privata, controlla il nostro patrimonio immobiliare e scolastico, opererà nel centro fino a circa le ore calde della movida del centro di Mogliano per poi passare anche in tutte le zone dei 9 frazioni che noi abbiamo qui a Mogliano. Se succede qualcosa, le chiedo, cosa possono intervenire una rissa, oppure devono avvisare le forze dell'ordine? Cioè fino a quanto possono arrivare? Ma loro deve essere una cosa estremamente grave per poter fermare e eventualmente farsi notare con magari anche qualche colpo in aria, ma sicuramente il loro compito è quello di chiamare immediatamente i carabinieri. Noi abbiamo una stazione importante qui a Mogliano Veneto, 22 operatori carabinieri, abbiamo la centrale di
Treviso, loro devono fare un controllo accurato del territorio, segnalare le anomalie, redigere un verbale che però sarà consegnato al comandante forte della polizia locale alla mattina. Quindi non possono procedere a un fermo, per esempio? Non possono procedere al fermo, ma noi riteniamo che, come il controllo vicinato, che questi operatori di sicurezza è già un deterrente per il territorio e sicuramente è una sicurezza per il cittadino che vede una macchina con la pesante, che significa che c'è un operatore che se hai bisogno ti dà subito una mano. È un momento anche di maggiore sicurezza e tranquillità per il cittadino. Noi ci aspettiamo tanto, anche consci del lavoro che hanno fatto in altre realtà e che ha avuto dei importanti risultati. Grazie Leonardo Muraro. Sindaco, è grave la situazione qui a Mogliano, cioè desta preoccupazione la mala movida? No, non è grave, però non bisogna mai mollare, bisogna sempre spingere su nuovi presidi di sicurezza come questo. Io qualche tempo fa ho firmato il protocollo d'intesa con il prefetto 1000 occhi sulla città, che prevede proprio l'intervento della vigilanza privata come abbiamo fatto noi a Mogliano, questa sperimentazione di 6 mesi che sicuramente darà dei risultati importanti, come diceva il vice sindaco, presenze in più, occhi in più sulla città che possono segnalare episodi di criminalità. Stiamo investendo tanto sulla sicurezza. Fra poco partirà un altro lotto di videosorveglianza, andremo a videosorvegliare la frazione di Bonisiolo. Abbiamo attivato qualche tempo fa la centrale operativa con un numero unico di pronto intervento che funziona bene, lo ricordo ai cittadini, si può chiamare la polizia locale dalle 7 di mattina alle 7 di sera e il tempo medio di intervento della pattuglia è di 10 minuti, cioè da quando chiamo a quando mi arriva la pattuglia, che è un tempo medio molto molto buono. Ci sono state delle discussioni comunque sul fatto che un ente pubblico si affidi a una società privata per garantire la sicurezza. Da questo punto di vista che cosa risponde alle polemiche che ci sono state e anche da un punto di vista forse di costi? A me verrebbe da chiedere, costa di meno affidarsi a un istituto di vigilanza privata piuttosto che fare nuove assunzioni in polizia locale? No, ma io credo che si debba fare rete tra pubblico e privato, anche in questo caso già qualche nostro edificio prevedeva la sorveglianza. Abbiamo ampliato il raggio d'azione, l'abbiamo reso con una copertura a 360 gradi e questo ci aiuta, ma la sicurezza è fatta da tante cose, anche lo cito, il controllo di vicinato, che è una sicurezza fatta dai cittadini. Qui con noi oggi abbiamo i volontari dei carabinieri in congedo, quindi sono tanti mezzi per far sicurezza e non si deve guardare assolutamente, non ci si può appoggiare solamente al pubblico, perché il pubblico non ce la fa da solo. Grazie Sindaco, grazie anche al Vice Sindaco Muraro. Direi che per ora da Mogliano è tutto, restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero Filippo Fois insieme a Nicoletta Rizzetto e grazie anche naturalmente a Sindaco e Vice Sindaco di Mogliano. Adesso andiamo a Vicenza, perché in città entrano nel vivo i cantieri TAV con i primi abbattimenti, ruspe al lavoro in Viale San Lazzaro. Lì sul posto Daniele Garbini insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Daniele. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Confermo, oggi, 1 settembre, secondo il cronoprogramma, prevede il primo abbattimento di un condominio proprio per fare posto qui nel comune di Vicenza alla tratta dell'alta velocità, alta capacità. Alle mie spalle è il Civico 21, esattamente questo che nei giorni scorsi, durante il mese di agosto, è stato progressivamente svuotato dai vari impianti idraulici, arredi e sostanzialmente è stato svuotato. In questo momento parlavi di ruspe, vi assicuriamo c'erano, ma si sono fermate probabilmente per l'orario del turno di lavoro, ma vediamo l'effetto delle ganasce che ha cominciato a saggiare, perché non è una esplosione spettacolare, ma sarà una progressiva costruzione, direi, dell'edificio, fatto proprio a uno sgretolamento. In questo caso vediamo dei terrazzi o parti di muro. In realtà si sta assaggiando un po' la forza. In questo momento un treno sta passando, perché comunque è prevista una notte di lavori, quindi la sospensione del traffico ferroviario. Mentre per Viale San Lazzaro, ricordiamo in questo momento siamo dal lato sud, quindi dal lato del quartiere Ferrovieri, mentre dalla parte opposta, del lato nord, c'è l'importante via di comunicazione che dal centro di Vicenza va verso Verona. Ecco, per il momento sembra che sia scongiurata almeno la chiusura al traffico di quella strada. I lavori verranno fatti comunque durante il giorno e non alla notte, come qualcuno temeva, anche per recare meno disturbo alla quiete del quartiere. Che questi edifici in realtà, pur essendo
essendo più o meno simili come distanza dalla linea ferroviaria, in realtà non saranno interessati tutti, perché ci hanno spiegato sono quelli che hanno la platea di fondazione che arriva proprio con i garage al limite estremo dei binari. Ecco, in quel momento non sarebbe proprio lo spazio necessario per riuscire ad abbattere e a tenere in sicurezza i lavori di smantellamento senza che crollasse l'edificio. Ecco, probabilmente serviranno 10 giorni per abbattere questo condominio. Da qui in avanti, meteo permettendo, soprattutto con i nebulizzatori per evitare che si sollevino delle polveri proprio per disturbare anche gli inquilini. Ecco, questo sarà l'iter ad ottobre, previsto la demolizione del numero 11. Ecco, dicevamo un momento storico, noi abbiamo raggiunto poco fa il sindaco che era presente a un'altra conferenza stampa per un altro cantiere e abbiamo chiesto un commento, ecco, di questo momento comunque memorabile per la città, perché ricordiamo da qui per i prossimi 10 anni sarà interessata dai lavori della TAV. Quindi lancio l'intervista al sindaco e restituisco la linea allo studio. Iniziano gli abbattimenti che erano stati più volte annunciati da parte di IRICAV, si parte da uno dei condomini di Viale San Lazzaro, poi seguiranno gli altri. Da parte dell'amministrazione comunale la richiesta formale e forte nei confronti di IRICAV è quella di comunicare costantemente con la cittadinanza, di fare in modo che gli abbattimenti siano adeguatamente raccontati, siano anticipati ai cittadini in modo tale che tutti possano essere consapevoli di ciò che accadrà in questa parte così rilevante della città. Disagi per i cittadini, avete cercato di tenere sotto controllo la situazione, per esempio? Stiamo cercando di tenere sotto controllo la situazione, nel senso che non ci saranno disagi alla viabilità, perché in particolare questo condominio è localizzato lontano dall'asse stradale. In altri condomini invece bisognerà gestire bene la viabilità e la mobilità, perché ci saranno abbattimenti che interesseranno anche la parte della strada, ovviamente per la movimentazione dei mezzi. L'altro aspetto è quello ambientale, quindi la gestione delle polveri, dell'inquinamento relativo agli abbattimenti, su cui abbiamo chiesto la massima attenzione insieme agli enti preposti, che non sono chiaramente in questo caso soltanto il comune, ma anche quelli regionali e quelli di vigilanza. Diciamo che è la prova generale per tutto quello che sarà quello che succederà in città. È il primo grande abbattimento, poi ne seguiranno degli altri, ma è un abbattimento di un condominio appunto molto grande e quindi insomma è la prima prova di fronte agli abbattimenti che vedremo a Vicenza. E questo dunque è quello che sta succedendo sul fronte cantieri TAV a Vicenza. Noi invece torniamo con la cronaca in provincia di Treviso con due notizie, due operazioni molto importanti. La prima è quella del commissariato di Conegliano, che dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Venezia ha denunciato in stato di libertà 3 giovani minorenni. Si tratta di 3 quindicenni residenti in provincia di Treviso, presunti responsabili di un grave episodio di rapina accaduto lo scorso luglio nei pressi di via Carducci, siamo a Conegliano. I quindicenni, dopo un incontro organizzato con 2 coetanei arrivati in treno da Pordenone, avevano rapinato 2 giovani, li avevano minacciati con un taser, un tirapugni e un coltello per portar via loro circa 25 euro in contanti, oltre ad alcuni capi d'abbigliamento, tra questi una felpa e delle scarpe da ginnastica. I 3 quindicenni poi, non contenti, si erano anche vantati del gesto su Instagram con un video girato proprio subito dopo la rapina e avevano scritto nel video 300 euro di roba in 30 minuti più cash. La polizia, dopo la denuncia presentata dalle 2 vittime, aveva avviato le indagini e grazie anche alle immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina e alle testimonianze raccolte dai 2 ragazzi vittima del gruppetto è riuscita a identificare i 3 quindicenni, come detto, presunti responsabili dell'episodio e denunciarli all'autorità giudiziaria. Naturalmente le indagini sono ancora in corso. L'altra vicenda invece riguarda un episodio che vi avevamo raccontato lo scorso luglio. Era accaduto a San Polo, dove un uomo aveva prima rubato l'auto ad una signora dal parcheggio della sua abitazione, poi era scappato a folle velocità uscendo di strada e abbattendo un palo della luce e anche la parte della recinzione di un'abitazione. Naturalmente i residenti erano usciti, tra loro anche
una donna che aveva cercato di avvicinarsi all'uomo per prestargli il soccorso e lui di tutta risposta l'aveva prima aggredita e poi le aveva portato via il cellulare. Ebbene, i carabinieri nel pomeriggio di sabato hanno arrestato il 28enne di origini marocchine senza fissa dimora in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Treviso proprio in seguito a questi episodi. E restiamo in provincia di Treviso, sulle strade della Marca che contano l'ennesima vittima. Si tratta di un 53enne di Cornuda, Massimiliano Chiarello, che ha perso la vita ieri sera in sella al suo scooterone a Crocette del Montello. In passato Massimiliano Chiarellotto, coinvolto in un altro paio di incidenti, se l'era sempre cavata, confidando agli amici di sentirsi graziato dalla sorte. La stessa sorte che però ieri sera gli ha voltato le spalle nella forma di un cordolo lungo via Sant'Andrea a Nogarè di Crocetta del Montello. L'urto con il predellino del suo scooterone gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo rovinare a terra e impattare contro un palo, mentre il motociclo finiva la sua corsa in un campo. È morto così a 52 anni Macci, come tutti lo chiamavano, originario di Ciano e residente a Cornuda, dove stava tornando per aver partecipato a una manifestazione motociclistica alla Sagra di Ciano. Una grande passione i motori per Chiarellotto, che lavorava alla Colomberotto Carni di Moriago ed era ben voluto da tutti. Una morte che ha lasciato nello strazio assoluto la madre, arrivata poi sul posto della tragedia quando sulla via c'erano anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica. Per fugare ogni dubbio sull'eventuale presenza di un altro mezzo, i militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona. Vi avevo annunciato in apertura che saremmo tornati a parlare della maxi rissa scoppiata sabato notte all'esterno di una birreria a Borso del Grappa. Continuano le indagini, ci racconta tutto in diretta la nostra Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Francesca e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Come hai detto tu, poco fa continuano le indagini per cercare di risalire agli autori della maxi rissa che si è verificata proprio all'esterno del bar Eden. Siamo in via Molinetto a Borso del Grappa. Tu ieri eri venuta in sopralluogo proprio per realizzare il servizio, per raccontare all'indomani quello che era accaduto e come vedi adesso è stato tutto ripulito, l'esterno del locale è stato completamente ripulito, a differenza di quello che si trovava ieri. C'erano bottiglie, bicchieri, pezzi di vetro, quant'altro, cibo, piatti, c'era davvero un vero e proprio macello all'esterno di questo locale. Dopo che una ventina di persone hanno dato in escandescenza è scoppiata questa maxi rissa, un 27enne e un 37enne sono rimasti feriti. Pare che si tratti di un gruppo di colombiani che avevano partecipato a una festa che era stata organizzata dal locale e tra l'altro era una duplice festa, perché c'era quella organizzata dal locale più un compleanno. Un giovane di 20 anni che aveva compiuto gli anni e stava appunto facendo festa con gli amici. Tutto è successo dopo la chiusura del locale, questa cosa dobbiamo ricordarla, dopo le 4 del mattino, le 4 della notte, come si vuol vedere la cosa. Gli inquirenti adesso stanno cercando di risalire, come ho detto poco fa, agli autori della maxi rissa e tra l'altro sono numerose le telecamere che sono posizionate all'esterno delle tante attività che si trovano sull'edificio, tante attività limitrofe vicine al bar, e proprio le immagini potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire agli autori protagonisti di questa rissa. Io chiederei però alla regia di mandare proprio il primo servizio per raccontare, fare un po' il riepilogo di quanto è successo nella notte tra sabato e domenica. Notte di follia, quella vissuta a Borso del Grappa all'esterno dell'Eden Garden di via Molinetto, una lite poi degenerata quando il locale era già chiuso. L'indomani quello che mostra alla luce del sole è la devastazione più assoluta. A terra vetri, cocci di bottiglie e bicchieri, cibo lanciato ovunque, macchie di sangue. La più evidente, questa sul ciglio della strada a ridosso del cancello d'ingresso al parcheggio. Ed è qui che tutto inizia. Sono circa le 4 quando alla centrale del SUEM di Crespano arriva una chiamata per un codice rosso. Inizialmente sembra un classico codice da sabato sera per una situazione di alterazione alcolica, ma quando gli operatori arrivano sul posto lo scenario è ben diverso.
Sulla strada un ferito, si scoprirà poi essere stato trascinato qui. Tra i sanitari al lavoro anche il responsabile del SUEM Pedemontana Emergenza di Crespano. C'era questo sudamericano a terra vicino alla strada con la testa un po' pestata dagli altri connazionali, aveva del sangue, era in alterato stato di coscienza probabilmente da alcol. I medici si concentrano sul ferito mentre poco distante da loro si scatena il caos. Abbiamo sentito cominciare dei tafferugli e dalle parole sono arrivati i fatti degli amici che aveva lì in batteria con pugni su macchine dove hanno distrutto dei vetri di una macchina, con urla di donne, erano circa una ventina di sudamericani che si urlavano dietro, che si menavano, pugni, calci, qualsiasi cosa, parlavano spagnolo, quindi non si capiva neanche bene la parte degli insulti. Ci hanno chiesto di fermarci perché c'erano altri feriti più avanti. Sono andato a vedere. Volano piatti, bottiglie e bicchieri, pure il cibo, da quanto si può vedere, viene lanciato durante la rissa. Attimi concitati anche per gli stessi operatori del SUEM. Momenti di tensione, momenti dove devi stare un attimo attento perché insomma devi comunque muoverti in un territorio dove ci sono bottiglie rotte, piatti rotti, gente un po' alterata. Mentre i sanitari stanno intervenendo, attimi di tensione anche in strada. A un certo punto ho visto una macchina partire, erano sicuramente un ragazzo e una ragazza, e un'altra macchina si è fermata, era in strada, l'altra macchina li ha fermati muso con muso, sono scesi in quattro dalla macchina che li ha fermati, hanno cominciato a prendere a pugni, a calci la portiera della macchina, credo abbiano rotto il finestrino, la ragazza ha fatto a tempo a uscire, il ragazzo che era alla guida ha ingranato la marcia e ha quasi travolto gli aggressori per scappare. Poi si è girato su una rotonda per tornare verso Bassano, è passato molto vicino alla nostra ambulanza che era lì parcheggiata in parte della strada, e sono scappati uno dietro all'altro in direzione Bassano. Nel frattempo il dottor Tommasi chiede l'intervento di un'altra ambulanza che arriva da Bassano e avverte i carabinieri che intervengono con le pattuglie della radiomobile di Castelfranco Veneto e delle stazioni di Asolo e Riese. Nel frattempo sono arrivati 3 mezzi dei carabinieri e con loro è stato un po' ristabilito l'ordine e la tranquillità. Avevamo 3 feriti, di cui uno era anche l'aggressore che ha spaccato le macchine. Alla fine il bilancio è di 2 feriti, fortunatamente non gravi, entrambi colombiani e residenti nel Vicentino. Un 37enne di Cassola, medicato all'ospedale di Bassano del Grappa con una prognosi di 8 giorni, e un 27enne di Schio, ricoverato all'ospedale di Castelfranco per trauma cranico e ferite al volto, non in pericolo di vita. Al momento restano sconosciuti i motivi della rissa, forse una parola di troppo, forse un apprezzamento verso una ragazza. Anche questo dovranno chiarire le indagini dei carabinieri al lavoro per individuare le persone coinvolte. Nelle prossime ore verranno ascoltati i 2 feriti. Al momento non sono scattati provvedimenti nei confronti dei presenti. Ecco, si diceva ai carabinieri, come abbiamo sentito anche nel servizio appena andato in onda, non si fermano, continuano con le indagini. Ripeto, molto probabilmente anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza potranno venire incontro agli inquirenti. Oggi il bar è aperto, ma i titolari si chiudono dietro il silenzio, hanno deciso di non rilasciare alcun commento sulla questione, anche perché ci hanno detto soltanto noi vogliamo ricordare che il locale era chiuso quando è avvenuto questa rissa. E tra l'altro nelle ore precedenti la rissa c'è da sottolineare che la stessa sindaca era stata chiamata da alcuni residenti della zona perché proprio durante la festa che era in corso si teneva la musica a volume altissimo. Pensate che c'è anche chi ha chiamato la nostra redazione perché diceva che passando in macchina proprio il sabato sera, passando in macchina con i finestrini chiusi perché magari c'era l'aria condizionata attiva, eppure sentivano la musica ad altissimo volume ed erano preoccupati per quello che stava succedendo. La sindaca è intervenuta, tra l'altro la sindaca si muoverà anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per cercare di capire come garantire al massimo la sicurezza ed evitare assieme con un lavoro congiunto con le forze dell'ordine, come evitare che episodi del genere possano ripetersi.
trasferirsi in un piccolo comune come Borso del Grappa. E allora sentiamo proprio l'intervista che abbiamo raccolto con la sindaca raggiunta telefonicamente, e io intanto Francesca ti ricevo la linea. Intanto un tavolo con i carabinieri, perché li ho appena sentiti, valuteremo tutto cosa che è successo. Nelle prossime ore la sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, farà il punto della situazione e delle indagini con i carabinieri. Lei, che sabato sera era arrivata nel locale intorno alle 23, mentre erano in corso 2 feste, un evento di Caraudio Show e i festeggiamenti per un 20° compleanno. Alcuni cittadini l'avevano contattata segnalandole il volume della musica troppo alto. Ieri sera ero passata per far chiudere la musica, perché appunto era una musica talmente alta che i cittadini hanno cominciato a chiamarmi. La situazione era musica alta, dove che ho intimato appunto di abbassare la musica. Loro mi hanno detto appunto che erano già passati i carabinieri e stavano chiudendo la musica. Effettivamente sì, è vero. Subito dopo, quando sono andata a prendere la macchina in parcheggio, la musica l'avevano già spenta, insomma. Poi la festa è proseguita senza musica. Intanto nel pomeriggio la prima cittadina si è recata in via Molinetto, in sopralluogo, per vedere personalmente quello che rimane dopo la maxi rissa fuori dalla birreria. Appesi ancora i palloncini, a terra le candeline, la carta regalo, i piatti usati per mangiare la torta di compleanno, tutti segni di una serata di gioia e festa improvvisamente interrotta da una violenza che resta ancora senza un perché. E andiamo adesso nello splendido scenario, lo vediamo, di Venezia, il ponte di Rialto, ancora una volta al centro del turismo caffone, con 2 alpinisti che hanno tentato di scalare questo che è il simbolo della città, ed è caccia naturalmente ai responsabili. Buongiorno ad Anna Maria Parisi. Buongiorno Francesca ai nostri telespettatori. Ecco, come vedi dalle immagini di Tommaso Migot, sono in compagnia di Matteo Secchi di Venezia.com e adesso Tommaso sta inquadrando il ponte divenuto virale con la foto dei 2 alpinisti che si sono arrampicati fino in cima, trasformando appunto questa bravata, anzi come hai detto bene tu Francesca, l'ennesima caffonata, in un momento diventato virale, con il gesto naturalmente che ha suscitato indignazione tra cittadini e associazioni che da tempo denunciano comportamenti irrispettosi nei confronti dei luoghi simbolo della città, ricordiamo patrimonio UNESCO. Con Matteo Secchi che ha pubblicato la foto divenuta virale sui social, foto che ti ha inviato chi, Matteo? E la Nena Almansi è una vogatrice e passava di lì per caso all'1:20 e ha fotografato la scena, poi chiamando immediatamente le forze dell'ordine che non sono venute, ma è così. Ecco, naturalmente non sono venute, però i 2, che sono 2 alpinisti, sembra di nazionalità ungherese, sentendo proprio la diretta interessata che diceva, urlavano ad alta voce, sembrava parlassero ungherese. I 2 sono stati individuati però grazie alle telecamere di videosorveglianza dalla Smart Control Room del tronchetto della polizia locale. Sì, lei ha individuato che fossero ungheresi dalle urla che lei ha detto che facevano, e poi io comunque non voglio criticare l'operato delle forze dell'ordine, magari sono venuti, magari tardi, ma è impossibile essere presenti sui fatti sempre al momento. E comunque è l'ennesima bravata, tu l'hai chiamata caffonata giustamente. E noi purtroppo siamo abituati, Venezia è una città turistica e quindi è un palcoscenico per ogni imbecille che voglia fare la sua bravata. Ricordiamo, sono anni che assistiamo a tuffi in canale, cose di questo genere e purtroppo è all'ordine del giorno. Questa è l'ultima.
Ecco, questa è l'ultima naturalmente caccia ai due alpinisti riconosciuti proprio comunque grazie alle telecamere di videosorveglianza della polizia locale sparse qui in tutta la città, che sono poi telecamere comunali. Matteo, sì. E soltanto pochi giorni fa abbiamo visto altri tuffi sempre cafoni nei pressi proprio di Canal Grande, con i turisti che si buttavano ripetutamente. L'ultimo che l'hanno fatto di fronte al comune, esatto. Proprio. Ecco, e Matteo, tu sei l'ideatore di Venezia.com, sei il presidente di questa associazione, ma fai parte anche di un'altra associazione che da tempo denuncia questi atti irrispettosi e violenti nei confronti della città, oltre che pericolosi, cioè fai parte di Venice Golden Awards. Sì, Venice Golden Awards è uno spazio dove il cittadino può raccogliere tutte le cafonate, ce le spedisce e noi le commentiamo e le rendiamo virali e naturalmente le prendiamo in giro, e a fine anno chi ha fatto la cafonata, anzi la goldonata più importante, daremo il premio. Invito tutti a andare sui spazi social Venice Golden Awards, perché qui a Venezia per dire che uno è un imbecille si dice che uno è un goldone, e quindi Venice Golden Awards. Ecco, noi l'abbiamo pronunciato all'americana perché detto in dialetto ha un altro significato. Certo. E quindi grazie a Matteo Secchi, ricordando, Francesca, come questi gesti che vengono attuati per lo più da turisti prendono di mira non soltanto il patrimonio pubblico della città, che è patrimonio UNESCO, ma mettono a repentaglio anche la sicurezza propria e degli altri. Se non hai domande da studio ti restituisco la linea con le immagini di Tommaso Migot. Francesca. Grazie Anna Maria, grazie a Tommaso Migot, grazie anche al tuo ospite Matteo Secchi, e adesso invece è il momento di andare a Belluno, perché anche se il calendario indica il giorno 15 settembre, da oggi è scattata la preapertura alla stagione venatoria, accompagnata come sempre da polemiche. Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi sono insieme a Sandro Pelli, presidente dell'Associazione Cacciatori Belluno. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea. L'idea di questo collegamento da Belluno nella sede della più importante associazione di cacciatori della provincia è perché sui giornali, Presidente, si legge: dal 1° settembre riapre la caccia in Veneto. E da qualche minuto che siamo qua, lei ci sta spiegando che non è esattamente detta la cosa giusta in maniera chiara, o sbaglio? Ma io parlo per la provincia di Belluno, nella quale appunto opero e vado a caccia. Da oggi si apre al capriolo maschio e al camoscio maschio, però non tutte le riserve accepiscono questo regolamento, loro probabilmente spostano l'apertura alla 3 di settembre, che è canonica da tanti anni. La 3ª domenica di settembre ufficialmente si apre la caccia. In provincia di Belluno già dal 16 di agosto c'è una preapertura per soddisfare il mondo agricolo, le richieste del mondo agricolo sulla specie cervo, però anche qui con una specifica scelta del capo, o il piccolo, quindi il piccolo nato a maggio, oppure alla femmina e al cervo nati l'anno scorso, quindi fusone o sottile. Io le chiedo di commentare quella frase che io l'ho letto da diversi articoli. Il 1° settembre riapre la caccia in Veneto. È una cosa scritta giusta, scritta sbagliata, scritta incompleta, confonde? Mi faccia capire, lo faccia capire chi ci ascolta. Ma è scritta un'apertura così generalizzata, poi ogni provincia del Veneto si gestisce in proprio, alcuni vanno con lombaci, altri altre specie di volatili, ma in giornate specifiche, eccetera, però bisognerebbe documentarsi sulle specifiche province. Comunque, il giorno da cui tutte le specie cacciabili sono effettivamente cacciabili è la 3ª domenica di settembre. Confermo, sì, così, ma da sempre. Perlomeno per la provincia di Belluno, ma anche a livello nazionale, eccetera. E visto che stiamo cercando di spiegare, poi ci sono animali tipo il cinghiale che invece, siccome è nocivo, con delle
specifiche autorizzazioni è cacciabile tutto l'anno? La parola cacciabile è un po'... non è, È sbagliato, ok, mi corregga lei. il controllo del cinghiale si chiama, e per l'esubero di questi animali si può esercitare questo controllo per tutto l'anno, ovviamente fatta da cacciatori che hanno sostenuto un esame specifico per questi abbattimenti. Allora, speriamo di aver fatto capire qualcosa in materia di caccia, perché ripeto, se voi prendete i giornali, guardate su internet, trovate 1° settembre in Veneto, speriamo di avervi fatto un po' capire che le cose vanno approfondite per non fare della cattiva informazione. Da Belluno è tutto, linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanti insieme a Stefano Bozzi, grazie anche al loro ospite. E adesso andiamo a Padova dalla nostra Chiara Gaiani insieme a Cristian Roccaiende, perché da oggi parte il semestre filtro per gli aspiranti medici che seguiranno in presenza le lezioni fino alla fine del mese di settembre. Ci racconta tutto Chiara. Buongiorno Chiara. Francesca, buongiorno ai telespettatori. In realtà c'è stato un fuggi generale da cui abbiamo salvato, e la ringraziamo, solo Camilla, perché in questo momento gli studenti che stanno frequentando oggi la prima lezione sono in pausa, riprenderanno poi per finire le lezioni oggi alle 16:30. Ecco, lo dicevi, è la prima giornata di questo semestre filtro, una giornata in cui l'Università di Padova è riuscita ad organizzare le lezioni in presenza. In realtà non sono tutti presenti gli oltre 3.000 iscritti alla facoltà, ma si scaglioneranno, avranno 5 lezioni in presenza. Allora chiediamo a Camilla come è andata questa prima giornata. Beh, come prima giornata è andata sostanzialmente bene, abbiamo appena finito le prime 4 ore delle 6 giornaliere che dobbiamo svolgere. Io ho appena svolto 2 ore di chimica e propedeutica biochimica e le successive 2 ore di biologia. Sostanzialmente sono i primi assaggi, possiamo dire, di quello che sarà poi questo semestre che percorreremo. Ecco, ci racconti, così lo raccontiamo anche ai telespettatori, come sarà organizzato questo primo semestre? 5 lezioni in presenza, poi online. Esatto, dato il vasto numero di iscritti siamo suddivisi in 6 canali. Ciascun canale è diviso in 3 gruppi, gruppo A, gruppo B, gruppo C, e ognuno di noi sostanzialmente seguirà le lezioni in presenza, soltanto 5 di queste lezioni sui 3 mesi di semestre. Al termine di questo semestre, che finirà il 24 di novembre, avremo le sessioni di esame, la prima sessione il 20 novembre e la seconda sessione di esami il 10 dicembre. Questi esami saranno 3 esami, uno di chimica, uno di biologia e uno di fisica. Tutti e 3 verranno sostenuti lo stesso giorno, a distanza di un quarto d'ora, 20 minuti, e i risultati a gennaio definiranno se continueremo il nostro percorso a medicina, chirurgia, o se dovremo andare al corso affine o cambiare settore. Ecco, che cosa ne pensi di questa modalità? Tu sei, tra l'altro lei non si vorrebbe iscrivere a medicina ma veterinaria, ma proprio anche per vocazione, proprio una cosa, no, che senti dentro. Che cosa ne pensi? Allora, di questo semestre filtro personalmente avrei preferito che mantenessero il comune test d'ingresso, che ti avrebbe detto agli studenti subito se sarebbero stati idonei a questa facoltà o meno. Con questo semestre filtro diciamo che la competitività è alle stelle e che comunque ha complicato abbastanza la vita degli studenti, soprattutto per il fatto che tra virgolette perderanno, se non riusciranno a entrare nella facoltà, questi 3 mesi a studiare per poi non essere neanche ammessi. Quindi personalmente avrei ritenuto più efficace e soprattutto più idoneo per gli studenti tenere il test d'ingresso. Tu hai un piano B? Come piano B ho scelto scienze biologiche, ho fatto un test per biologia, sono entrata all'Università di Bologna, speriamo che con i risultati della seconda graduatoria a Padova riesca ad entrare anche qua per comunque problemi di vicinanza, e sì, avrei scelto scienze biologiche io come seconda facoltà.
Allora io direi che davvero facciamo insomma tanti in bocca al lupo, buono studio a Camilla, gli stessi auguri che anche la rettrice Daniela Mapelli ha portato oggi agli studenti salutandoli, e vi lascio quindi al servizio che abbiamo preparato in redazione. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. 3.687 potenziali matricole di medicina, 2.264 iscritte a Padova, 387 a Treviso, il resto suddivise tra odontoiatria e veterinaria. Partito in modo ufficiale il semestre filtro che porterà gli esami da superare in modo obbligatorio fissati a livello nazionale per il 20 novembre e il 10 dicembre. Gli studenti potranno frequentare le lezioni per il primo mese in presenza nel lab di ingegneria in fiera, per poi lasciare spazio ai colleghi che inizieranno a partire da ottobre i corsi del nuovo anno accademico. Saranno da ottobre online i corsi del semestre filtro: chimica, propedeutica, biochimica, fisica e biologia. Per superare il semestre è necessario ottenere i crediti formativi richiesti, un minimo di 18, 6 per ciascun esame. A portare loro il saluto la rettrice Daniela Mapelli. Per tutto il mese di settembre gli studenti avranno la possibilità di frequentare le lezioni anche in presenza, oltre che per chi non può essere presente di frequentarle online. Siamo passati per augurare a tutti il meglio, per ringraziare anche i nostri docenti, le nostre professoresse, i nostri professori che si sono dedicati tantissimo alla preparazione di questo semestre, e quindi a tutti gli studenti e studentesse un grande in bocca al lupo. Alla fine del semestre a Padova saranno iscritti al primo anno in 686, 56 in più rispetto all'anno accademico precedente. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, saluto il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico Veneto. Buongiorno senatore, ben ritrovato, buon lunedì. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senatore, partiamo subito con le liste del Partito Democratico. Dopo il direttivo di qualche sera fa, le liste sono ormai definitive. Questo dà un'accelerata alla vostra campagna elettorale, ricordando che siete stati anche i primi a presentare il vostro candidato alla presidenza. Sì, noi abbiamo voluto organizzarci per tempo, con una grande unità sia all'interno del Partito Democratico che con le altre forze di centrosinistra, e pur non essendo ancora stata fissata la data delle elezioni, come voi sapete, abbiamo ritenuto di dover approvare al più presto le nostre liste, così l'abbiamo fatto nei giorni scorsi. Sono liste molto competitive, di personalità del Consiglio regionale uscente, ma anche con nuovi innesti, con un filo che tiene insieme le candidature, cioè il radicamento sul territorio, l'esperienza amministrativa, e cioè una serie di figure anche di donne e di giovani che possano raccogliere il consenso dei veneti, rappresentandone le istanze e i problemi. Quindi uomini e donne della politica, ma non solo, anche cittadini che quindi conoscono ancora di più quelle che sono le problematiche che vanno affrontate. Sì, naturalmente le nostre liste sono fatte con una parità di genere, quindi un 50% di donne e di uomini. Ci sono figure che hanno già svolto un importante ruolo nel Consiglio regionale nella precedente legislatura, però ci sono anche assolute novità, impegnate non solo nella politica, ma come lei ha detto nella società veneta, con l'obiettivo di rappresentarne le istanze, le aspirazioni, i bisogni dei cittadini, cercando di metterli al primo posto. Mentre gli altri ancora stanno litigando sulle poltrone, noi invece abbiamo costruito le nostre liste, abbiamo avviato la nostra campagna elettorale già da un bel po' di tempo con il candidato Giovanni Manildo, e stiamo costruendo una squadra all'altezza del futuro governo del Veneto. Anche dal centrodestra si è riconosciuto come ci sia, perlomeno in fatto di tempistiche, un vantaggio da parte del centro-sinistra sul fronte campagna elettorale, nella presentazione dei propri candidati e nella presentazione anche del proprio programma. Ma noi ci eravamo presi questo impegno, lo avevo preso io fin dall'inizio, e cioè non arrivare alle elezioni regionali come magari eravamo arrivati in altre occasioni.
Ed è per questo che abbiamo costruito per tempo la nostra candidatura, quella di Giovanni Manildo, che nel frattempo ha girato molto il Veneto, ha incontrato moltissimi cittadini, e abbiamo voluto costruire una coalizione molto ampia che va da forze politiche e civiche che mettono insieme tutto lo schieramento di centrosinistra, anche oltre con altre forze civiche. E abbiamo voluto farlo per tempo, perché ci sono due aspetti che secondo me vanno tenuti sempre in considerazione quando ci sono sfide elettorali. Bisogna dimostrare di essere uniti, bisogna avere un progetto che non parli al proprio interno ma che parli ai cittadini veneti, e bisogna avere la capacità di innescare una voglia di cambiamento. E noi ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo ritenuto di farlo con il timing giusto, cioè con il tempo giusto. Del resto è veramente assurdo quello che stiamo vivendo. Noi abbiamo un centrodestra che ancora non ha indetto la data delle elezioni, che ancora non sa come si presenterà, che viaggia ad un livello di incertezza assoluto, ed è per questo che io credo che sia possibile costruire un nuovo ciclo politico con il centrosinistra, naturalmente con l'appoggio e la fiducia dei veneti. Ecco, la mancanza in questa fase, perché poi arriverà insomma anche il candidato del centrodestra, ma la mancanza in questo momento di un avversario in carne ed ossa e quindi di qualcuno anche con cui confrontarsi presentando agli elettori diversi punti di vista, in qualche modo va a segnare la vostra campagna elettorale o non cambierebbe nulla? Intanto noi possiamo dire tranquillamente che non ci sarà più Zaia. Zaia ha rappresentato per 15 anni il governo di questa regione e non sarà, questo suo ciclo politico finisce, non sarà più il candidato. Le difficoltà, l'incertezza del centrodestra deriva dal fatto che non hanno saputo costruire una sua successione. E poi cosa vuole che dica? Per me continuino così, continuino a non decidere, continuino a litigare, noi andiamo avanti intanto con la nostra campagna elettorale. L'unica cosa che chiediamo: si fissi la data del voto, perché fissare la data del voto è una scelta di rispetto nei confronti in primo luogo degli elettori. Poi è chiaro che quando ci sarà anche il candidato del centrodestra la campagna elettorale entrerà ancora di più nel vivo. Ma non c'è dubbio che noi in questo periodo abbiamo comunque parlato dei problemi del Veneto che riguardano la sanità, che riguardano il lavoro, che riguardano l'ambiente, la cura del territorio, che riguardano i giovani. Ecco, tutte questioni che sono al centro del nostro programma e della nostra campagna elettorale. Che sentore ha lei per la data del voto? Era emerso anche un possibile 9 novembre, ma alcuni pensano che si andrà proprio a scadenza e dunque insomma verso la fine di novembre, secondo lei? Io penso che oltre al 23 di novembre non si possa andare, e quindi perché la legge lo prevede, e quindi penso che si voterà nel mese di novembre, tra il 23 novembre o forse la settimana prima, il 16 mi pare sia, però mi auguro che questo si decida, perché noi abbiamo preso questa scelta di anticipare comunque tutto e di fare tutto quello che dovevamo fare, ma anche per tutti io credo che sia importante sapere qual è il momento del voto. Invece ci troveremo in una strana situazione in Italia, e a fine settembre voteranno le Marche, la Val d'Aosta, poi voterà a ottobre la Toscana e poi non si sa ancora quando le altre regioni. Ecco, mi auguro che si sappia al più presto e che si dia almeno ai cittadini questa certezza. Intanto per la campagna elettorale di Giovanni Manildo, ma anche insomma per tutto il Partito Democratico, a Treviso l'8 settembre arriverà la segretaria nazionale Elly Schlein all'interno di una 10 giorni di festa democratica che porterà anche lei, ci sarà anche lei in una delle giornate, e anche tanti altri volti nazionali del Partito Democratico, con Treviso che vuole giocare un ruolo di primo piano in queste regionali. Insomma, il candidato è proprio trevigiano, lo ricordiamo. Sì, grazie di aver ricordato questo nostro appuntamento.
Anche nel corso dell'estate noi abbiamo avuto più occasioni di confronto con i cittadini attraverso le nostre feste, sia a Venezia, a Mestre, sia a Belluno, a Puspia, Andilonghi, e quindi abbiamo avuto tanti momenti di incontro organizzati in questo modo e poi organizzati attraverso il nostro candidato e i nostri candidati consiglieri. Ora ci sarà questo appuntamento importante a Treviso, contemporaneamente ci sarà un appuntamento analogo a Padova, 2 importanti feste che saranno un'occasione di incontro, di confronto con i cittadini, di iniziativa politica, di autofinanziamento, alle quali parteciperanno tanti dirigenti, a cominciare dalla nostra segretaria nazionale, che è già stata nel mese di luglio a Verona e a Mestre e alle altre feste, che ora parteciperà anche a questi ulteriori importanti appuntamenti. Per noi sono l'occasione per essere fra la gente, per ascoltarne i bisogni e le attese, e sono anche l'occasione per caricarci di quel giusto entusiasmo per affrontare una campagna elettorale che ovviamente sarà difficile, molto impegnativa, e noi proprio per questo ce la metteremo tutta. Con il programma che è stato presentato abbiamo visto come le tematiche siano tra le più svariate, eventi culturali, musica, eventi strettamente legati al territorio, ma anche i grandi temi internazionali come la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente. Tra l'altro lei sabato era presente alla grandissima manifestazione al Lido di Venezia, una manifestazione arrivata poi fino davanti alla mostra, il Palazzo della Mostra del Cinema, un grande successo. Sì, direi proprio di sì. I nostri appuntamenti non possono che essere collocati in quello che sta succedendo nel mondo, e con uno sguardo molto attento a quello che di così grave sta avvenendo in parecchie situazioni, in modo particolare in Medio Oriente, in Palestina e in modo particolare in Ucraina. E quindi le feste e i momenti di incontro sono anche per noi l'occasione per ribadire i nostri valori fondamentali, quello della pace, della libertà, del diritto internazionale, del riconoscimento dei popoli, e anche per dire la nostra e fare molto di più perché questi obiettivi si possono raggiungere. Sabato c'è stata un'importante manifestazione, quella manifestazione serviva per dire basta al massacro di Gaza e per mettere in campo anche dal Lido di Venezia, anche dalla Mostra del Cinema, tutte le iniziative possibili per fare pressione su Netanyahu e il suo governo per interrompere questi veri e propri crimini di guerra che si stanno perpetrando. Ecco, penso che quella manifestazione sia stata una manifestazione utile, bella, pacifica, che si è mossa nell'idea che bisogna costruire la pace, quindi mettere stop alla guerra, liberare gli ostaggi e lavorare in quella prospettiva dei 2 popoli, dei 2 stati, che oggi appare lontana e difficilissima, e che pure è l'unica strada possibile per dare a tutta quell'area, quella realtà, una prospettiva di stabilità e di pace. Un ultimo passaggio, senatore, riagganciandomi a quella che è stata la nostra notizia che abbiamo dato in apertura di questa diretta. Ora la regia le mostrerà anche delle immagini. Succede che da questa notte a Montebelluna e Trevignano ci sono migliaia di cittadini in coda all'ULSS per cambiare il medico di base, 2 medici di base che hanno smesso il loro incarico, e quindi dal 1° settembre scattava la necessità per i pazienti di trovare, di iscriversi, di avere il nuovo medico di base, di scegliere il successore, e appunto migliaia le vede di cittadini in coda con problemi per quella che può essere il cambio medico online. Si sa che c'è uno sportello online, ma sembra non funzionasse benissimo. Sportelli invece amministrativi, all'inizio ce n'era solo una, dopodiché c'è stata una corsa per avere altro personale che potesse assistere questi pazienti. Abbiamo visto
persone anche di 86, 93 anni in coda, in piedi, in attesa di fare questo cambio medico. Noi naturalmente sentiremo anche la replica dell'ULSS 2, insomma è una situazione abbastanza significativa quella che si sta registrando nella Marca, e sappiamo come il tema dei medici di base sia un tema molto molto importante nel nostro territorio. Sì, molto importante, molto sentito, che rappresenta una priorità per la vita delle persone, soprattutto per i più anziani. Lei non sa quante persone incontro in questo periodo, al di là dei casi di cui qui avete parlato anche con il vostro servizio, che mi dicono sono rimasto senza medico di base. Nella nostra zona non c'è più un medico di base, forse ce ne verranno degli altri. Dovremmo fare una domanda. Questo crea una situazione di incertezza assoluta nei confronti dei cittadini, e poi si creano delle situazioni come queste che determinano, oltre che l'incertezza, anche un vero e proprio disagio nel dover esercitare quello che sarebbe un diritto previsto dalla nostra Costituzione, cioè il diritto alla salute per tutti i cittadini. Purtroppo quella dei medici di base è una situazione di difficoltà da molto tempo nella nostra regione, che deriva dal fatto che non si è fatta una programmazione adeguata. Io quello che dico è che questo tema deve essere un tema centrale dell'agenda politica, e se noi saremo al governo della regione faremo di tutto per aumentare gli stanziamenti, i finanziamenti, per aumentare il numero dei medici di base, per garantire a medici e ad infermieri nelle strutture sanitarie stipendi migliori, orari migliori e quindi più disponibilità nei confronti dei cittadini. E quindi questo è davvero un impegno assoluto, e che deriva da situazioni come queste. Non si fa altro che parlare dell'eccellenza della nostra sanità. È vero che la nostra sanità rimane una sanità buona, ma sta perdendo tanta efficienza, e questa situazione lo dimostra. Soprattutto crea il fatto che non tutti possano accedere alle cure. Voi vi immaginate cosa significa se un cittadino non ha un medico di base, non può rivolgersi in una prima istanza ad un medico del territorio, non può avere delle indicazioni, spesso si rivolge quindi a un ospedale passando per il pronto soccorso. Nel pronto soccorso si trova di fronte a tempi e a code infinite, e il rischio è di rinunciare di curarsi, oppure di dover pagare per potersi curare, e quindi di far venir meno un diritto che dovrebbe essere sacrosanto per i cittadini. Senatore, grazie davvero, torneremo ad affrontare insieme a lei altre tematiche importanti. Grazie senatore Andrea Martella, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, noi ci fermiamo, abbiamo ancora qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Da giorni era stata segnalata la presenza di persone all'interno di uno stabile in zona stazione. Siamo a Padova. Ebbene, gli uomini della questura hanno trovato 8 occupanti. Eccolo l'interno dello stabile che la polizia ha sgomberato in via Fra Paolo Sarpi a Padova, occupato abusivamente da 8 sbandati. All'interno sono stati trovati 7 cittadini stranieri, di cui 6 irregolari sul territorio, e un italiano. I poliziotti hanno controllato l'edificio in zona stazione, dove nei giorni scorsi era stato notato che le travi che chiudevano le porte erano state danneggiate. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta forzata e, una volta entrati all'interno della palazzina, composta da 3 piani, hanno riscontrato l'occupazione abusiva, accertando la presenza di numerosi giacigli di fortuna e di 8 persone che vi si erano stabilite. Lo stato dei luoghi confermava come vi fosse la presenza di bivacco già da tempo e sicuramente da parte di più soggetti, il tutto in condizioni proibitive per gli stessi occupanti. Infatti, oltre ai giacigli, gli agenti hanno trovato indumenti gettati ovunque, avanzi di cibo, effetti personali vari, bottiglie vuote, escrementi e spazzatura di ogni tipo, che facevano apparire il luogo oramai assimilabile a una vera e propria discarica, con condizioni igienico-sanitarie inesistenti. Gli 8 sono stati denunciati per occupazione abusiva e 2 dei 7 stranieri sono stati portati al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo.
Restiamo nel Padovano, sono accusate di aver deriso e molestato una donna disabile. Le 5 minorenni individuate dalla polizia, come detto, a Padova. L'episodio in piazzale Stazione per 4 di loro, fermato dal questore Marco Dorisio, il Daspo Willy. Tutto è accaduto qui, in via Norma Cossetto, il boulevard davanti alla stazione di Padova. Sono le 10:30 di lunedì scorso. Una donna disabile di origine straniera di 58 anni all'interno di uno dei locali pubblici quando entra nel mirino di 5 giovanissime. Hanno 13, 16, 17 anni. Le ragazze, forti dell'agire in gruppo, iniziano a deriderla, a insultarla. La colpiscono anche con i getti d'acqua di una pistola a giocattolo. La seguono nel bagno, arrivano addirittura a toglierle la stampella ortopedica che le permette di muoversi, tutto sotto gli occhi dei presenti e senza mai cedere a disperate richieste di aiuto della donna, che viene seguita anche quando lascia il locale ed esce in strada. È a quel punto che da via Norma Cossetto arriva una richiesta di aiuto al 113. Le volanti arrivano sul posto, prestano dapprima aiuto alla donna, poi nel giro di poco individuano le 5 giovanissime e procedono a identificarle. Immediati riscontri di quanto accaduto arrivano anche dalle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza che non lascerebbero dubbi. La più grande 17 anni, 3 di anni ne hanno 16, la più piccola solo 13, ma si tratta di ragazze che le forze dell'ordine conoscono perché in un recente passato sono state accusate di minacce, lesioni, estorsioni nei confronti di coetanei. Le indagini sono ancora in corso. Nel frattempo il questore Marco Dorisio, attivata la divisione anticrimine della polizia, ha firmato nei confronti di 4 delle 5 ragazze un Daspo Willy, vietando loro l'accesso nelle aree di piazzale Stazione per 3 anni. 2 giovanissime sono state raggiunte anche da un avviso orale. Un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. A Padova da gennaio sono 107 i minorenni segnalati al Tribunale dei minori di Venezia, 15 sono stati arrestati. In tutto il 2024 erano stati 108. Allarme sicurezza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, si ripetono le aggressioni contro medici e sanitari. Per Francesco Rucco di Fratelli d'Italia serve un piano straordinario e l'istituzione di una commissione comunale. Le aggressioni al personale sanitario dell'ospedale di Vicenza si ripetono ormai con grave frequenza. Ieri un uomo di 53 anni impugnando un coltello è stato fermato dagli agenti di polizia mentre tentava di entrare nel reparto di psichiatria. Una settimana fa al pronto soccorso una donna di 34 anni tossicodipendente ha aggredito violentemente a spintoni e ingiurie un infermiere e lanciando una bottiglia contro un medico. Sono solo gli ultimi episodi in ordine di tempo che hanno preoccupato e indotto il gruppo comunale di Fratelli d'Italia a discutere della questione in Consiglio. Chiedo all'amministrazione comunale di riunire un tavolo tecnico alla presenza della direzione sanitaria, alla presenza delle forze dell'ordine della prefettura, affinché si possano portare proposte per affrontare in maniera concreta e determinata questa problematica delle violenze all'interno degli ospedali. È un tema assolutamente urgente che bisogna affrontare con determinazione. Molti sono gli strumenti utilizzabili, tra cui il rafforzamento delle forze dell'ordine, ma anche delle dotazioni, come ad esempio le bodycam per gli operatori sanitari. Quindi proporremo la presenza di queste personalità all'interno di una commissione, un consiglio comunale, di cui chiederemo la convocazione nei prossimi giorni. Caso Autovelox, a 6 mesi dallo spegnimento, riaccesi i Velox fissi nel territorio dei comuni del Campo San Pierese. 4 sono disposti lungo la regionale 308, la nuova statale del Santo. Il D-Day è arrivato. Sono ripartiti gli autovelox nel territorio della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese dopo le 2 ordinanze giunte dal Ministero dei Trasporti e dalla Prefettura. Riaccesi i 4 Velocar Red Speed lungo la strada regionale 308 del Santo e i 2 Enves Evo lungo la strada provinciale 46 Brentana, per ora siti nel comune di Villa del Conte. Una decisione necessaria, ha spiegato il presidente pro tempore dei comuni della Federazione
Circolazione Walter Gallo. Gli apparecchi, che hanno continuato a registrare le velocità dei veicoli, hanno segnalato punte di 256 km/h toccati da auto che percorrevano la regionale 308 a velox spenti, a fronte di punte massime di 150 km/h con i velox accesi. La riaccensione è avvenuta dopo un atto approvato in sede di giunta da 9 comuni aderenti su 10, unico voto contrario quello di Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, che lamenta tra le altre cose la presenza nel suo territorio di 2 apparecchi fissi, uno dei quali, ha precisato il presidente della federazione, sarà spostato a breve nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Nel gennaio 2024 uno dei 2 velox di Villa del Conte era finito nel mirino di Fleximen. Potrebbe iniziare a breve l'iter per una nuova rotatoria lungo la Feltrina, in particolare a Pederobba, dove il comune si è impegnato da tempo per mettere in sicurezza lo svincolo per Onigo. Finora tutto era fermo perché non c'erano finanziamenti dalla regione, così il sindaco ha pensato e attuato un'altra soluzione. Dovevamo presentare un progetto, noi speravamo che Veneto Strade ci venisse incontro per quel che riguardava l'investimento in questa infrastruttura, così non è, per cui inizieremo a camminare con le nostre gambe. La Regione non finanzia il progetto per la rotatoria sulla Feltrina e allora Pederobba lo fa lo stesso, attingendo le assicurazioni. Abbiamo attraversato un periodo di difficoltà economiche per affrontare le spese necessarie per andare incontro a quelli che erano i danni causati dalla grandinata famosa del luglio 2023. E adesso le assicurazioni verranno riutilizzate e investite nel territorio. Nello specifico sono quasi 400.000 euro che il Comune ha destinato per abbassare abbonamenti scolastici e rette all'asilo, ma anche per l'associazionismo, l'asfaltatura di strade e la rotonda di Onigo. Opera importante per la sicurezza dei cittadini che da Pederobba devono recarsi in municipio, affrontando questo svincolo tristemente noto per la serie di incidenti mortali. Qui il Comune aveva chiesto 20.000 euro alla Regione per uno studio di fattibilità indispensabile per accedere ai fondi ministeriali, purtroppo con esito negativo. Così il sindaco ha deciso di stornare questi soldi arrivati con l'assicurazione da altri interventi per iniziare un percorso di sicurezza stradale dove la Regione non paga, ma sarà comunque presente. Nei prossimi giorni ho già un incontro con Veneto Strade perché dobbiamo realizzare questo progetto assieme. Lo studio, dicevamo, servirà ad accedere ai bandi ministeriali relativi che comunque finanziano le opere solo per metà, quindi il Comune, oltre ad autofinanziarsi il progetto, dovrà anche trovarsi i soldi per completare la rotatoria. Ragioniamo su attorno a 1,5 milioni di euro di intervento, il contributo massimo è di 700.000 euro, di conseguenza l'altra metà dovremo metterla noi. Ma il sindaco è risoluto. Come sul Piave, bisogna andare avanti. Sì, esattamente, se mai si inizia, mai si finisce. Questo è l'obiettivo di questa amministrazione da sempre, vogliamo realizzarlo con le nostre forze, con le forze degli altri, ma noi dobbiamo mettere in sicurezza la viabilità del nostro territorio. Non sono più solo in studio, accanto a me Dino Bottin, presidente del Palio di Montebelluna. Sì. Ben ritrovato, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Tra i 1000 impegni che precedono un evento così importante, dove la tradizione si ripete, siamo riusciti a strappare il Presidente per raccontarci che cosa accadrà, anche perché insomma da domani si comincia, c'è già un'anticipazione. Sì, da domani cominciamo con un'anticipazione che si chiama proprio Aspettando il Palio. Insieme col Comune di Montebelluna, che andiamo un po' a fare una sorta di rievocazione storica concludendo quelli che sono stati i festeggiamenti dei 150 anni. E quindi diventa anche un momento culturale importante, un passaggio nella storia della città di Montebelluna, che ricordiamo che col Palio praticamente festeggia il suo compleanno, il suo trasporto dal Colle al Piano, no? Poi abbiamo una serata comunque attiva anche dal punto di vista musicale, quindi di intrattenimento, con un bellissimo spettacolo di Viva Sanremo, quindi per gli amanti della musica, oltre che fare un passaggio di storia, avranno anche un passaggio di serata musicale molto gradevole. Possiamo dire, Presidente, che di anno in anno cresce il Palio? Sta crescendo di anno in anno e quest'anno penso che lo vedranno tutti coloro che vorranno venirci a trovare, perché stiamo veramente legando il Palio al suo territorio. Ecco, ci sono delle iniziative importanti, io le ritengo perlomeno importanti, insieme a tutta la mia squadra che mi sta dando una mano, che è quella di portare a Montebelluna
i prodotti tipici del territorio. Quindi l'anno scorso già nella tensostruttura avevamo portato piatti dei ristoratori del Montello. Quest'anno questi ristoratori si aggiungono, non sono solo del Montello ma ci sarà anche dell'Asolano, e avremo una mostra con assaggio e quindi dei vini con oltre 40 etichette, più con anche una cicchetteria, cioè un assaggio, conoscere i prodotti del chilometro zero del nostro territorio che va dal Grappa praticamente a Nervesa della Battaglia. Credo che sia un bel successo, ecco. Magari le idee a volte sono utopia, ma devo dire che grazie anche alla squadra che mi onoro di avere e che mi supporta e sopporta, stiamo arrivando a questo importante risultato. Anche perché eventi come questo hanno tanti aspetti, la tradizione, hanno delle ricadute a livello economico per tutto il territorio, ma anche sono dei volani per il turismo, perché i turisti sempre più vogliono conoscere le bellezze naturali, i prodotti enogastronomici e le tradizioni. L'enogastronomia e il turismo è sua e noi non abbiamo un territorio che ha nulla da invidiare al resto del mondo. Ecco, abbiamo un bellissimo territorio, forse ci siamo abituati vivendoci, ma è bene anche, oltre che a scoprirlo per chi risiede in questo territorio, ed è quello che è l'ambizione anche del Palio nei suoi progetti, di lanciarlo affinché chi non è della provincia di Treviso o chi non è del Veneto, per quello che noi possiamo fare, perché ovviamente le nostre capacità le mettiamo in gioco tutte, ma di far conoscere l'importanza di questo territorio. E l'enogastronomia, e poi c'è anche una ricezione turistica anche di qualità su alcuni passaggi, merita di farlo sapere. Ecco. Quante persone vengono solitamente, quante ve ne aspettate quest'anno? Anche alla luce, se è possibile fare una stima, puntiamo in alto, Presidente. Puntiamo in alto, dipende sempre dalla meteo, quindi poco sicuro. L'anno scorso abbiamo fatto un Palio difficile perché c'erano 38 gradi, difficile per i ragazzi. Lo ricordiamo, la fatica infatti anche dei ragazzi nelle immagini. I ragazzi che si fanno questi 2 chilometri in salita e le ragazze comunque 1 chilometro il sabato con 38-39 gradi e un tasso di umidità un po' alto, non è stato semplice, però è andato tutto bene e comunque abbiamo avuto un'ottima partecipazione. Io dico sempre che se tipo l'anno scorso una persona decide di uscire da un ambiente climatizzato per venire a vedere il Palio lungo il percorso, significa che veramente ci tiene, quindi significa che quelle persone che sono venute a supportare i nostri ragazzi con le loro fatiche, la nostra bellissima sfilata, anche tra l'altro che parte prima delle gare domenica pomeriggio, vuol dire che c'era volontà, cioè ci credo, vengo perché mi piace, va. E questo potrebbe essere uno stimolo, ecco, per tutti coloro che non conoscono il Palio. Cosa ci aspettiamo? Beh, sicuramente il Palio ormai è storia, anche da chi mi ha preceduto, insomma segue, cioè arriva lungo questo percorso di 6 giorni, oltre 60.000 persone passano per il centro di Montebelluna. Il momento clou chiaramente è la domenica con la gara, con la sfilata, e credetemi sono tante persone, ma ci siamo organizzati molto bene, o perlomeno speriamo che sia molto bene, siamo organizzati anche per qualsiasi evenienza che possa succedere, come che prevede anche la normativa tra l'altro. E quelli che non potranno essere fisicamente là lo potranno seguire su Antenna 3 con le nostre dirette che partiranno quest'anno da sabato, perché sabato già si vivono dei momenti importanti, oltre naturalmente alla sfida tutta al femminile c'è anche una rievocazione storica del ciclismo. Ecco, per far ricordare che siamo anche nel distretto della calzatura sportiva, cioè siamo in un ambiente, in un territorio che ha segnato la storia, no? L'ha segnato la storia dello sport, comunque, perché se chi non fa le calzature o comunque quelle che sono le attrezzature necessarie allo sport non lo fa bene, e i montebellunesi e il territorio montebellunese non solo sono stati sempre all'altezza, non sarebbe stato questo distretto. Ecco, noi nel nostro piccolo facciamo questa rievocazione, uno sport di rievocazione storica di un ciclismo, un cronometro. Ci saranno 11 atleti, ogni atleta viene assegnato una contrada e farà questa cronometro con una bici storica dell'eroica degli anni 50 a raggiungere la chiesa di Santa Maria in Colle. Ecco. Quindi è una novità, la proviamo, anzi sicuramente andrà bene, sarà piacevole, non è una gara di ciclismo, ecco, in tal senso, però
ci saranno anche dei personaggi chiaramente del mondo del ciclismo che verranno a trovarci e soprattutto, ci tengo, per me è già un successo, avrà un'apripista questa cronometro con i bambini, con i ragazzini del Veloce Club Montebelluna, no? Che anticiperanno, ecco, questi atleti che poi faranno il cronometro. È proprio per avvicinare anche i giovani allo sport e nella fattispecie del ciclismo. Quindi la diretta di Antena 3 partirà sabato alle 16:30 proprio per seguire questa rievocazione storica del ciclismo, poi a seguire ci sarà il sesto palio femminile. Il sesto palio che è diventato un palio, quello femminile, le donne se fanno valere, sono bravissime tra l'altro le nostre. E noi tifiamo per loro, mentre domenica la diretta partirà dalle 14:45 con quello che è l'evento clou. Sì, l'evento clou che poi partirà alle 17:30 quest'anno, abbiamo mezz'ora posticipato proprio per dare un attimo di respiro tra la sfilata e la gara. Ricordiamo brevemente come funziona la gara vera e propria, Presidente. La gara, ogni contrada partirà, è assegnata la loro partenza con le prove ufficiali, proprio come la Formula 1 che fanno il sabato, e a seconda di chi fa dall'ultimo tempo partirà per primo la domenica, quindi si invertono nell'ordine di arrivo del sabato e partiranno con una distanza di 7 minuti tra un carro e l'altro, per arrivare poi a fine con un'attesa di validazione che tutto sia stato in regola per decretare qual è la contrada che ha vinto il palio, perché abbiamo dei giudici, le gare fatte con del regolamento ben preciso, quindi abbiamo una necessità che i giudici diano l'ok o che non ci siano contestazioni. Quindi insomma, poco dopo, calcolate 5-10 minuti, potremo ufficializzare chi ha vinto il palio. Insomma. Quanti saranno per ogni contrada in gara a trascinare questo carro che insomma è un bel peso da portare lungo il tragitto? Allora, che è lungo quanto? Quanto è lungo il tragitto? Il tragitto di domenica è lungo oltre 2 km, insomma 2 km e qualcosa. Ecco, c'è un stanghista e 4 che spingono per più 2 cambi, anche perché è dura. Bene, ecco, questi ragazzi, ricordatevi che è tutta quest'estate che si stanno impegnando, lo stanno facendo, non sono pagati, ecco, giusto per capirlo, fanno perché ci credono, si allenano costantemente tutto l'anno e fanno prove da fine giugno, che praticamente provano anche sul percorso per arrivare competitivi, ecco, la domenica, per cercare di posizionarsi nel modo migliore o vincere, ecco, anche il palio, perché è un sogno che non devono mai tralasciare. No, ma io arrivo ultimo, no, dobbiamo sempre cercare. E che sia anche un stimolo a tanti altri giovani, ecco, perché il palio non sembra, ma nel suo insieme, nel suo muoversi, coinvolge tantissimi giovani, quindi oltre 600 giovani, poi ci sono gli atleti, poi ci sono i fans, ci sono gli amici, e io ho una certa età, non sono proprio certamente quello adatto a spingere questo carro, perché pesa 380 kg, giusto per capirci, non è che pesa poco, e 300 quello delle donne, quindi abbiamo donne che poi ringrazio sempre perché hanno vinto anche il palio di Asolo quest'anno, le mie ragazze bravissime, e infatti a loro daremo anche l'onore di un carro apripista prima della partenza ufficiale del 35esimo palio, insieme a un carro, per ricordarci anche un po' una storia che non voglio dire che sono diventati vecchi, ma di ex capomastro che spingeranno a seguire il carro delle donne. Il tutto insieme alla sfilata che è imponente, che sarà prima, perché sappiate che sono oltre 1000 a sfilare, ma saranno ben oltre 1000 quest'anno, e sono orgoglioso anche di come, perché ho sentito com'è che viene impostata, cosa hanno fatto le contrade, che lavorano circa 6, 7, 8 mesi per fare una sfilata, e magari piove e salta tutto. Ecco, questa è la forza del volontariato, ma comunque col sorriso, se dovesse piovere faremo un altro anno e lo salveremo, ma sono convinto che domenica non pioverà. No? Assolutamente, anche il tempo vi assisterà, ed è bello vedere come una tradizione venga comunque portata avanti da questi giovani, da questo esercito di giovani. Una soddisfazione anche per voi che avete qualche capello in bianco in più. Noi diamo la possibilità, ecco, il mio ruolo è proprio quello di connettere, di far sì che questo evento vada, poi l'evento è loro, i colori sono loro, lo spirito, non c'è palio se non c'è la contrada, no? Ci sono questi ragazzi che si impegnano, che rinunciano anche a dei divertimenti per allenarsi, non ci sarebbe il palio, quindi chapeau, come si può dire, tanto di cappello a questi ragazzi, e anche se qualche volta magari qualcuno non li sopporta, pazienza, insomma non siamo tutti perfetti, fossimo tali non saremmo qua.
E non sarebbe divertente, si passa sopra perché è una cosa così bella che urlano, ci si passa sopra a tutto. E dunque il palio del vecchio mercato di Montebelluna, che lo ricordiamo potrete seguire in diretta sabato a partire dalle 16:30 e la domenica a partire dalle 14:45. Ringrazio davvero tantissimo per averci raccontato. Assolutamente ci saremo. Grazie a Dino Bottin, presidente del palio di Montebelluna. Io invece ringrazio voi, in primis ringrazio Tony Esposito e Francesca Pezzo in regia. Io vi lascio come sempre alla sigla, al meteo e a seguire il film Renoir. Noi ci rivediamo questa sera per le edizioni serali dei nostri telegiornali. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora Presidente. Grazie a te.